Benvenuti nel Teatro della Scuola Civica Pinuccio Sciola di San Sperate. Io sono Maurizio Ligas, il direttore artistico, e sono qui a presentarvi il quinto appuntamento della rassegna concerti streaming 2022. Rassegna di 5 concerti dedicata ai nostri allievi, al pubblico in presenza e a tutti coloro che vorranno seguirci da casa tramite il nostro canale YouTube. È il momento di presentare i nostri ospiti. Il quintetto Sardò, formato da Luca Soru primo violino, Mario Pani secondo violino, Martino Pieroddi viola, Oscar Piastrelloni violoncello e Andrea Piras contrabbasso, nasce dall'idea di alcuni tra i migliori componenti dell'organico orchestrale del Teatro Lirico di Cagliari di dar vita a un ensemble classico ma estremamente versatile, in grado di armonizzare generi musicali differenti. Virtuosismo, precisione tecnica e ricercatezza interpretativa diventano elementi caratterizzanti delle loro performance, che spaziano da autori classici quali Mozart, Schubert, Brahms e Debussy, alla musica di ispirazione argentina di Piazzolla e Gardel, passando per accattivanti trascrizioni del più noto repertorio jazz e pop, e per questo mirate al coinvolgimento di un ampio pubblico quale espressione dei più svariati gusti musicali. Il quintetto ha debuttato nell'estate 2013 riscuotendo un grande successo nell'ambito della rassegna estiva Un'isola di musica, promossa dal Teatro Lirico di Cagliari, e da allora ha un'intensa attività concertistica. Benvenuti agli amici del quintetto Sardò. Benvenuti agli amici del quintetto Sardò. Ciao. Benvenuti. Dunque, vorrei iniziare subito col chiedervi come è iniziato il vostro percorso artistico. Il nostro percorso artistico è iniziato quasi per caso, in quanto il Teatro Lirico di Cagliari ci aveva chiesto di portare, in decentramento alcuni concerti facendo delle musiche che potessero essere adatte a una platea di persone non avvezze a frequentare le sale da concerto abituali. Quindi in quell'occasione lì ci mettemmo insieme e iniziamo a suonare per tutta una serie di concerti che, se non ricordo male, erano 7. Quindi tutti i concerti in decentramento? Sì, in decentramento, tranne l'ultimo che era a Cagliari, al Parco della Musica, ricordo ancora. Devo dire che dopo fummo talmente entusiasti del progetto, della riuscita dei concerti, che decidemmo di cominciare a suonare, continuare a suonare assieme. Quindi con un repertorio accattivante che potesse catturare l'attenzione di un pubblico non necessariamente dedito al repertorio classico. Esattamente. Benissimo, siete in 5, ma come nasce la scelta del vostro repertorio? Cioè c'è uno di voi che decide oppure è una scelta condivisa? Solitamente qualcuno di noi propone. Spesso sono stato io a proporre, devo dire la verità, però poi ci siamo trovati sulla formula che prevede magari uno o due pezzi in apertura che sono delle trascrizioni di musiche classiche, andando verso le musiche da film piuttosto che i tanghi, le milonghe, le vecchie canzoni americane. Insomma, c'è proprio un excursus che parte dal classico e arriva sino al Novecento inoltrato. Ma per questo genere di musica, esistono delle trascrizioni in commercio oppure vi occupate anche di questo tipo di lavoro? Abbiamo un trascrittore che scrive per noi. Ah, perfetto. Bene, siamo giunti praticamente in prossimità del vostro concerto, quindi cosa proporrete oggi al nostro pubblico e che titolo avete dato al vostro concerto? Allora, questa sera vi proporremo il programma intitolato da Debussy a Piazzolla, e quindi le musiche Beaux Soirs di Debussy, poi faremo un'escursione in America a Gershwin e insomma nei dintorni, dopodiché passeremo in Sud America appunto con Piazzolla, ma anche Gardel, insomma i migliori del tango, ecco. Benissimo. Allora, non rimane che ringraziare il Quintetto Sardò, ma sposto l'attenzione appunto sui ringraziamenti di rito. Ringraziamo la Regione Autonoma della Sardegna, assessorato alla Pubblica Istruzione e Spettacolo Sport, al Comune di San Sperate che cofinanziano tutte le nostre iniziative e al nostro Consiglio di amministrazione. È arrivato il momento della musica con il Quintetto Sardò da Debussy a Piazzolla.
Ciao. Bene, buonasera a tutti, benvenuti dal Quintetto Sardò. Cominciamo questo programma che si chiama quindi da Debussy a Piazzolla, quindi con un brano di Debussy. Debussy ha messo in musica un poema di Paul Bourget, Bonsoir. In realtà il titolo era in inglese, Beautiful Night, quindi probabilmente. Descrive un tramonto che colora di rosa i fiumi e i campi, sono accarezzati da una tiepida brezza. Facciamo un balzo di vari anni, di continente, ci trasferiamo in America, di George Gershwin, dal famoso musical Porgy and Bess, la famosa Nina Nanna, Summertime.
un valzer lento, Marchetti Ferolì, Fascination. America, Walter Donaldson ha scritto questo Making Whoopie, un po' jazz lo stile. Cosa significa questo Making Whoopie? È un'espressione slang, e quindi la composizione parla del matrimonio, che dice che agli albori è sempre tutto un po' semplice, no? E poi dopo passano gli anni, eccetera, e non bisogna dimenticarsi di tenere unita la coppia. Ecco. Questo è il significato.
il primo brano in programma di Astor Piazzolla. Nel 1965 ha ideato una trilogia sull'angelo. I pezzi erano Introduzione, Milonga e Morte. Dopo, in seguito, è nato anche il quarto pezzo, quindi giustamente la Resurrezione. Noi vi proponiamo il secondo brano, quindi la Milonga, che racconto, quindi il racconto dell'angelo. Ascolto.
Torniamo a George Gershwin, The Man I Love. La più famosa interpretazione probabilmente è quella di Billie Holiday, che probabilmente conoscete. Racconta della passione di un uomo verso la donna, di una donna, verso l'uomo che vorrebbe amare. Appunto Billie Holiday è stata la grande interprete di questo brano e purtroppo la sua vita sembra proprio, come dire, raccontarlo, nel senso che è rimasta tutta la vita ad aspettare questo grande amore che non è mai arrivato. Torniamo ad Astor Piazzolla, Sud America. Questa sera vi stiamo proponendo veramente i suoi brani più celebri. Caffè 1930 è stato scritto nel periodo, nel secondo periodo cosiddetto del tango, quando non veniva più ballato, ma veniva ascoltato ormai a questo punto, e quindi anche le melodie del tango tendono a diventare più musicali e romantiche perché è appunto destinate a un pubblico che ascoltava, non più che ballava.
Ora cambiamo genere e andiamo nella musica da film. Chi meglio del nostro Ennio Morricone l'ha rappresentato, no? E quindi cominciamo da uno dei suoi film più celebri. Sapete che a un certo punto è riuscito ad arrivare ad Hollywood, no? Con C'era una volta in America.
successo questo brano di Morricone o quello che stiamo per presentarvi? Non ve lo presento, lo conoscete già. Usciamo dal torpore delle colonne sonore di questi meravigliosi film, torniamo in Sud America e passiamo a un altro autore altrettanto famoso di Piazzolla. Abbiamo il piacere di presentarvi di Carlos Gardel, Volver.
Bene, eravamo sicuri, Gardel riscuote sempre un grande successo. Chissà, forse dopo ne riparliamo. Chiudiamo con l'ultimo brano, torniamo a Piazzolla, una composizione un po' particolare, Meditando.
quindi Gardner, visto che questo brano di Piazzolla era molto concettuale, questo è molto disteso, anzi, talmente disteso che è un po' confuso. Si intitola Misty, che in inglese vuol dire nebbioso, incerto, no? E collega in conservatorio. Bravissimi, grazie. Se vuole aggiungere qualcosa a Oscar, Oscar, aggiungi qualcosa. Sappiamo solo eventualmente suonare ancora, se volete. E anche questo ultimo brano non ha bisogno di presentazioni, lo conoscete già.